Michele. Cognome. Turno. Data di nascita. 13/1/1978. Professione. Direttore di coro. Segni particolari. Autoritario. Ovviamente scherziamo, ma nel senso che per tenere a bada molta possiamo gente. dire autorevole. Anche autoritario, bisogna essere anche autoritari per avere L'uno e l'altro. il comando un po' su l'uno e l'altro. Autorevole e autoritario. Buongiorno E carismatico. Michele. Buongiorno diretto amico. Aspetta che ti chiedo solo di abbassare il microfono un pochino, perché in questo momento l'hanno alzato a favore di Sandrino. Di Sandro Murro, che ovviamente ha la sua impostazione, in modo tale da avere il tuo viso totalmente libero da intoppi. La tua carriera nasce da quando sei molto piccolo, da quando avevi 8 anni, insomma, Sì. La musica ha subito fatto parte di te. Sì, ho iniziato prestissimo, ero bimbo, insomma. E come è iniziato il tutto? È iniziato attraverso lo studio subito a 8 anni, o la passione per uno strumento, piuttosto che indirizzato da chi? Allora, la passione per uno strumento che è la fisarmonica è indirizzato da mio nonno. Ah, ok. Tuo nonno. Quindi Sì, mi fa venire mio caro in mente che se ti sei appassionato alla fisarmonica sei stato intriso di folklore tu. Assolutamente fin da sì. piccolo. Sì, fin da piccolo. Ho fatto il mio primo viaggio fuori per un festival di folklore che avevo 16 anni. 16 anni? Sì, con un gruppo folk di Villamarro oltretutto. E hai studiato poi anche al conservatorio di Cagliari? Sì, ho frequentato il corso di composizione. al Raccontaci un po' di Conservatorio te, di quello che fai. Ma allora, mi occupo di coralità sarda e non solo, perché ho un coro femminile che invece Perché si occupa di sembra musica quasi classica. che uno dice mi occupo di qualità sarda, e quanti saranno i cori? Sono una marea i cori. Sì, Sardegna Proprio secondo me è una delle forse realtà, una delle regioni più prolifere sotto il profilo dei cori. Questo che dici. anche perché abbiamo comunque materiale, siamo ricchissimi Sì, sotto è questo vero. punto di vista. Altro no, ma coralità in Sardegna non manca, diciamo questo. Bene, e tu dirigi più di un coro? Sì, dirigi attualmente più di un coro? Sì. Attualmente pure dirigo complimenti, ho 3 cori maschili e 2 cori femminili. Il coro Bacchisulis di Arizzo, il coro Bonacatu di Bonarcado, il coro Accademia Tradizioni Popolari su Nugoresu, che è il coro fondato da Tonino Puddu, poi il coro femminile di Ardauli, Bonucamino di Ardauli, e il coro Sinfonie d'Altura di Arizzo. Bene, ci sono ovviamente differenze per ogni coro e ognuno si occupa di un settore specifico a sé stante, no? Non è che tutti i cori fanno la stessa cosa. Assolutamente sì. Lavorare con cori clone al giorno d'oggi credo sia poco produttivo e poco utile, anche per l'identità del coro stesso. Cioè, ogni coro deve portare in giro la sua identità, quindi questo è il percorso che secondo me i cori popolari sardi devono per forza tracciare. Va bene partire con Tonino, andare avanti con le elaborazioni di Giampaolo Mele, di Alessandro Catte, però ogni direttore credo debba avere il primo marchio, obiettivo, la sua identità. Esatto, sì. Tu il tuo come lo hai dato? Cioè, nel senso, che cosa lascia l'impronta appunto di Michele Turnu quando si ascolta un coro tuo? Allora, la matrice è sempre popolare dei miei pezzi, quindi magari melodie riprese, ripescate, dopo ricerche, però le elaborazioni armoniche sono totalmente innovative, quindi si staccano un attimino dall'isola, però credo che ci sia anche bisogno di questo movimento, insomma, una ventata di freschezza a tutto questo bagaglio di musica popolare. tradizionale, È un riverbero Cioè. positivo questo cambiamento. Io me lo auguro, Sì. non solo per me, ma Sì. cioè per la coralità sarda. Sì. Io ho preparato, o meglio la regia ha preparato, il DJ Fabietto ha preparato un mix di cose delle quali ti occupi, tanto per dare anche ovviamente un contributo, essendo in televisione, visivo e udibile di tutto ciò che abbiamo detto fino a questo momento. Michele Turnu e la varia direzione dei suoi cori all'opera in questo filmato. In su corazzinias, canto, 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 in sa, aspetta,
dimenticare, so spuzzone scaldante e buon umore, i 70 che hanno quasi a tornare. Se è vero che esisti, perdono, in questa giustizia terrena, mi invoca San Luca preso che tu, in te curva la ia fizza vera. Se è vero che esisti, sapevo, e ardito su drone in sacorte, poi te non firma usa mano, e chiama chi usa morte. Bene, abbiamo visto 4 situazioni diverse. La prima partiva da una chiesa di Arizzo e lì possiamo subito parlare della rivalità corale che non esiste, perché c'era in quel caso il tuo coro, Michele, ma anche quello di Alessandro Catte, no? Assolutamente sì. Sono grandi amici. Assolutamente, sì, sì. Ci va fratelli, quindi figuriamoci, proprio cioè, un rapporto molto intimo. Ci frequentiamo molto tanto. stretto. Comunque diciamo che c'è un discorso musicale che viaggia in modo collaterale, ognuno ovviamente ha il suo stile, però Certo. c'è un'amicizia sincera anche fra i cori, quindi questa è una cosa bellissima. Cantare assieme credo sia l'obiettivo dovrebbe essere l'obiettivo di tutte le coralità. Non credo possa esistere una rivalità cattiva, perché Sì, certo. non serve a Costruttiva. nulla. Non ha manco Assolutamente, non ha manco sì. senso sul piano concettuale Assolutamente, musicale. sì. Poi abbiamo visto il coro sposato a una manifestazione che ormai da tanti anni a Sassari funziona molto bene, che è Voci di Maggio. Gigi Sanna, che salutiamo, ancora non l'abbiamo portato, dobbiamo Sì, questo portarlo. è vero. Gigi. Come mai? Devo chiamarlo, perché tra le 1000 scaletti. No, Voci di Maggio l'hanno fatta a Sassari, caro Fabietto, quindi
l'ultima, sì, però comunque Voci di Maggio dell'anno scorso era Sassari. Sì. Quindi, siccome Fabio ogni tanto fa il maestrino, ma ogni tanto qualcosa di buono la dico anch'io, quindi sto giro ho ragione io. Poi dopo che sia Di Noro, Gigi Sanna e gli Stentales, questo è chiaro al mondo intero che frequenta la musica. Ma al di là di questo coro era sposato alla musica pop rock, quindi molto spesso si ha il concetto che il coro sia fine a se stesso, invece viene molto utilizzato, soprattutto negli ultimi tempi, anche come cassa armonica per riempire, no? Per dare un arrangiamento ancora più ampio e più fresco. Per dare quell'impronta di coralità sarda che già comunque è stato fatto. È un progetto che è nato con Tonino. Questo pezzo si intitola Pronuvrore, dedicato alla figlia di Matteo Boe, quindi a quella bambina, sì. Bambina morta, sì. E devo dire questo, che il coro ogni volta che la esegue prova questa emozione talmente forte che arriva in primis a me. Ha proprio questo carattere esecutivo fortissimo, cioè quasi di rabbia. Sì, ma io credo. Tu lo sai, questo significa interpretare. Nel tempo, allargando nella musica lirica, il grande Giuseppe Verdi, che tu sai che è uno dei più grandi a livello mondiale, per il coro aveva una grandissima. Il microfono è sempre lì, diceva che il coro non poteva prescindere dalle opere. Assolutamente. Come vedi, siamo innalzati già a livelli alti. Quanta fatica. Cioè, hai un metodo, perché tu gestisci tante persone, hai un metodo per gestirne una che vale per 100, per fargli fare delle cose facili, tipo parlare davanti a un microfono? Dovrebbe essere facilissimo. Stiamo parlando di Giuseppe Verdi, che ha consacrato. Stiamo parlando, vorremmo sentirla. Se lei parla dall'altra parte, il microfono è lì davanti. Ha consacrato la solennità, quindi stiamo parlando dell'ultimo arrivato. Sulla valenza l'ultimo filmato invece era legato a una manifestazione a Bonarcado. Sì, è stato un evento importantissimo per il coro di Bonarcado. Abbiamo avuto ospite il coro di Bepi De Marzi, Crodaioli. Quindi un evento per quanto riguarda la coralità, direi italiana, molto importante. Il venerdì precedente abbiamo avuto un incontro con Bepi De Marzi dove si è parlato appunto del canto popolare a 360 gradi. Abbiamo affrontato anche problematiche legate ai cori, molte volte all'età media dei cori troppo alta, quindi alcuni cori sono destinati a sparire, certo. Quindi una campagna di sensibilizzazione in questo caso non guasterebbe. Cercheremo di affrontare anche questo tema nel prossimo blocco, ripartendo da una telefonata che ci fa molto piacere, che rimane nello spettacolo italiano e per noi davvero è uno dei rappresentanti del teatro, ma anche non solo dell'avanspettacolo italiano, anche della televisione. Io al telefono sempre avremo Leo Gullotta, perché è qui da oggi fino all'8 febbraio con uno spettacolo che si intitola Prima del silenzio. State con noi, a tra poco. Torniamo ovviamente a un altro aspetto importante dove si esibiscono anche nei teatri i cori, no? Quindi torniamo a legare le due cose che vanno un po' di pari passo, l'una per un motivo, l'altra per l'altro. È chiaro che credo che gli attori, come diceva Leo, poi debbano frequentare un po' tutte le strade, però è anche vero che quando nasci col teatro, sì, poi puoi fare il cinema, puoi fare la televisione, ma torni sempre al teatro, perché è un legame a doppia mandata tra te e il pubblico che subito ti dà la risposta, buona o meno, del successo o no di un'opera, di uno spettacolo. Ora invece il successo è tutto anche in questo CD in prece, che vuol dire in preghiera, il primo del coro femminile di Ardauli. Sì. Vogliamo parlare un po' di questa tua avventura anche con le donne? Sì. Paragrafo importante. Allora, diciamo che questo lavoro racchiude un anno di ricerca. Un anno di ricerca per quanto riguarda il repertorio sacro di Ardauli, a tutti i pezzi dell'Ordinarium Misse, poi qualche mia composizione, e la cosa più bella... Tu sei grande compositore. Grande, diciamo che scrivo. Scrivo, mi piace. Quando hai l'ispirazione. Sì, assolutamente. No, scrive quando non ha l'ispirazione, così fa delle schifezze assolute, però le butta lì lo stesso perché ha detto vabbè, bisogna fare qualcosa. Va bene. Quindi è una raccolta tutta rosa, è il primo disco che corona anche 10 anni di attività del coro Bonu Camminu. È molto interessante perché contiene le forme originali che prima venivano eseguite dalle formazioni a concordu, ad Ardauli, perché c'era concordu o le confraternite anche, prima si cantava, nelle confraternite prima si cantava, ora un po' meno.
con una rielaborazione, un adattamento alle voci femminili, senza stravolgerne ovviamente la forma, quindi la matrice popolare. Quindi niente, ve lo consiglio, ascoltatelo. Sì, no, noi visto che ce li hai portati, noi facciamo sempre quest'opera, poi dopo io e anche il DJ Fabietto, di andare ad ascoltarci la musica che poi arriva un po' trasversalmente in questo programma, e arrivano talmente tutti i generi, compreso questo corale, che alla fine è anche un allenamento per noi all'orecchio nell'andare ad ascoltare ciò che è sempre molto lontano, no? Dagli ascolti normali, se non sei nato un po' con quella inclinazione. Sì, quindi grazie innanzitutto. Historias e Imprece. Historias invece è del coro Bachis Sulis di Arezzo, no? Sì. Il primo coro che abbiamo visto tra l'altro forse nelle immagini della prima della prima clip, assieme all'Ortobene. Sì, ora tornando alle clip, mandiamo anche la seconda e poi parliamo dell'età media, quindi dei cori che hanno bisogno, forse hanno sempre avuto bisogno di innesti giovani, quindi del trainare, traghettare anche i ragazzi a questa passione. Vediamo. Ballana ballucon non s'aggiana pedescine, 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 ballana ballucon. Abbiamo lasciato l'applauso copioso perché ve lo meritavate se lo tutto. meritava, Siete entrati in Parlamento per cantare in che contesto? Per il concetto della coralità di montagna. Okay. È stata un'esperienza, ancora nel vederlo comunque provo la stessa emozione. Beh, era il coro Bacchi non è che Sulis. tutti i giorni uno riesce a entrare. Infatti entrare nel in tempio Parlamento, dove nasce appunto lo Stato di diritto. Anche se potremmo dire entrano cani e porci, però adesso in questo nella caso solennità. la solennità della mantiene cosa la solennità, dai. portava il Parlamento i cori più importanti d'Italia. Assolutamente. Questo è un grande onore per lui e per i suoi amici. Allora, Assolutamente. una battuta perché siamo proprio in chiusura sull'età media, quindi cercare di instradare anche i giovani alla pratica del coro. Sì, cioè cantare fa bene, è una delle cose che forse ci salva e ci permette di staccare la spina da tutto quello che è la quotidianità. Come ha detto prima Leo Gullotta, solleviamo gli occhi, è una cosa secondo me molto importante. Sì. Quindi vale per il Bacchi Sulis, vale per le sinfonie d'altura, che abbiamo parlato poco, ma comunque è un coro che si occupa di classico, magari approfondiremo questo discorso più avanti. Ci sarà modo. Però credo che la coralità in Sardegna debba essere sostenuta in primis da noi, poi Certo. se aggiungiamo anche gli enti va benissimo. Intanto Perché vi la ringrazio. tradizione, come dico sempre, fa parte della investitura di ogni persona nella vita, soprattutto in realtà come la Sardegna, che hanno delle tradizioni ricche e importanti da poter mandare avanti e tramandare nel un appello tempo. sempre ai sindaci, Dobbiamo siano chiudere, loro dobbiamo portatori di questa bellissima espressione culturale. Dobbiamo chiudere, cosa vuol dire? Che dobbiamo chiudere
chiudere. Beh, Se che no- dovevo dire queste cose. Ringraziamo il maestro Michele Turnu. Grazie, Michele. E, Grazie a voi. ci sarà piacere. modo di ritrovarci. E viva i Volentieri, cori, grazie. salutiamoli tutti ovunque sì, sì. e chiaramente che possano portare la loro voce ancora tanto orgogliosamente in giro per l'Italia, per il mondo, la voce della Sardegna intera. Bravo. Noi torniamo domani puntuali alle 8 come sempre, le repliche le sapete, alle 21 Sardegna 3 canale 272, a luna di notte Sardegna 1 canale 19, la rete Miracolo.